Mercoledì 13 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli in questo caso riferiti al Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, notizia in primo piano riferita agli anziani, in questo caso della provincia di Belluno. Anziani, allarme truffe, volantini e spot del comune di Belluno su radio e TV. Ecco i consigli per difendersi e i segnali da riconoscere. Il prefetto, in aumento i raggiri sul web e al telefono, una donna io ingannata e poi rapinata. C'è il caso del ragazzo di 19 anni che fa un acquisto su internet e finisce in una rete di chat minatorie dove la richiesta è di pagare migliaia di euro per non subire ritorsioni, e quello dell'anziano che si innamora di una giovane donna che poi gli spilla quattrini con la scusa di aiutare un parente malato in difficoltà. Il bellunese è un'isola felice sotto il profilo dei reati, ma le truffe restano una piaga, in aumento quelle online e telefoniche che colpiscono gli anziani ma anche le persone più giovani. L'approfondimento di Forzin da pagina 16 a pagina 17. A Auronzo il Dinamo Camp torna a Misurina, spiragli positivi per il Pio XII. Dopo la sperimentazione estiva, il Dinamo Camp è tornato a Misurina nei giorni scorsi al Pio XII con bambini effetti da SMA. L'approfondimento a pagina 27. Vanui, trattative in regione per dare ascolto al territorio, mozione in consiglio sulla diga. E per quanto riguarda le infrastrutture, la fine dei lavori, notizia che interessa il Veneto, Pedemontana. Zaia, il presidente della regione, promette innesto in A4 a inizio maggio. Presentato il brevetto, svelato il treno a levitazione, viaggia su binari già esistenti. Per ora è solo un modulo sperimentale, ma diventerà un supporto a lievitazione magnetica per i treni. L'approfondimento di bus lo troverete a pagina 6. E la foto di copertina invece riguarda la viabilità con le criticità presenti su tutto il territorio bellunese. In questo caso l'approfondimento è per quanto riguarda il Feltrino. C'è pericolo di nuove cadute massi, Confindustria risolvere il nodo delle strade feltrine. Macigno, come si può vedere per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, sulla strada provinciale numero 1 bis a Caorera, strada chiusa. Il masso si è staccato nella notte, l'arteria è stata prima riaperta con un semaforo e poi interdetta. L'approfondimento di De Barba a pagina 21. Il report, i dati di Legambiente, impianti chiusi, ecco la mappa da Asiago fino al Nevegal. Sempre meno neve in quota per il clima che cambia, chiusi provvisoriamente altri 92 impianti di risalita in Veneto fra seggiovie e ski lift nei comprensori sciistici di Padola, Nevegal e San Vito. L'approfondimento di Dalmas a pagina 11. Mondo della solidarietà, il pediatra in aiuto dei bimbi di Gaza, missione umanitaria in Palestina. Gian Giacomo Nicolini, pediatra dell'ospedale di Belluno, ha vestito i panni del volontario partecipando a una missione a Gaza promossa dal Ministero della Difesa e della Marina Militare con il supporto della Fondazione Francesca Rava. L'obiettivo? Accogliere e prestare assistenza sanitaria ai bambini coinvolti, loro malgrado, nel conflitto tra Israele e i palestinesi. L'approfondimento di Michelini a pagina 20. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 16 e riguarda appunto le difficoltà per quanto riguarda il mondo degli anziani in provincia di Belluno, prevenzione e sicurezza, sempre più truffe agli anziani soli, il raggiro corre via web e telefono, i criminali si conquistano la fiducia in modo subdolo, il prefetto conoscere è fondamentale per difendersi. L'articolo è a firma di Alessia Forzin. La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella nostra provincia è soddisfacente, premette il prefetto Mariano Savastano, ma preoccupano i reati predatori, specie i furti in appartamento che sono ciclici e le truffe. In calo quelle in presenza, aggiunge il prefetto, ma secondo i dati della squadra mobile della questura di Belluno stanno aumentando quelle a distanza, via internet o telefono, con sedicenti avvocati e professionisti che cercano di raggirare le persone, di conquistarne la fiducia per farci accreditare del denaro su un conto corrente. Non mancano poi le truffe sentimentali con uomini soli, spesso anziani, che si innamorano di giovani donne truffatrici, le quali poi li convincono a donare dei soldi per parenti e familiari in difficoltà. A Damiano, assessore del comune di Belluno, citare carabinieri e avvocati e il senso dell'urgenza, i segnali da cogliere.
Non farti ingannare per 640 motivi, volantini e spot su radio e TV, nuova campagna del comune di Belluno. E sempre in merito alle truffe che colpiscono principalmente giovani e per lo più anziani, incidente a tuo figlio, papà paga, prima l'inganno poi la rapina, donna aggredita sotto casa dopo una telefonata, strappati di mano soldi e gioielli, Emma Ricci. Se avessi saputo come agiscono i truffatori forse non ci sarei caduta. Suo figlio ha avuto un incidente, ha investito una donna che è in gravi condizioni, i parenti sono disposti a ritirare la querela se ci dà 6.000 euro. È iniziata così la truffa ai danni di Emma Ricci, la donna vittima del raggiro e poi rapinata a fine febbraio in piazza Piloni. È lei stessa a raccontare l'accaduto, invitata dal comune alla presentazione della campagna di prevenzione e sicurezza dedicata agli anziani. Era il 22 febbraio ed Emma Ricci era sola in casa, erano le 10:10 e un quarto del mattino, ricorda, ha suonato il telefono fisso e ho risposto, la persona dall'altro capo ha detto di essere un maresciallo dei carabinieri qualificandosi con nome e cognome. È sola in casa? Mi ha chiesto, ho risposto di sì. Allora si sieda signora, le devo dire una cosa molto grave. Mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che aveva investito una donna sulle strisce pedonali e che la signora era gravissima. Mi ha chiesto di dare il numero di cellulare dove ha chiamato un'altra persona dicendo di essere un avvocato. L'uomo le ha detto che i parenti sarebbero stati disponibili a ritirare la querela qualora avesse dato immediatamente 6.000 euro. La signora Ricci viene colta di sorpresa, si spaventa per la notizia, comprensibilmente. Ho risposto che avrei potuto trovarli ma che mi serviva qualche giorno, prosegue. No, mi ha detto, cerchi tutto quello che hai in casa, anche gioielli, orologi. Sta già arrivando il giudice. Anche in questo caso nome e cognome per dare autorevolezza. Volevo chiamare mia nuora ma mi tenevano occupate entrambe le linee telefoniche, il fisso e il cellulare, prosegue Maricci. In casa avevo del denaro, ho chiesto se bastavano 1.500-1.800 euro e una corona d'oro. Ci servono subito, mi hanno ripetuto. Mandiamo il figlio dall'avvocato a prendere i soldi. Cambiamo argomento, siamo a pagina 18, decreto flussi, agricoltura, badanti e stagionali, tutto è pronto per il Click Day. In provincia ha previsto l'arrivo di un centinaio di stranieri, Federalberghi ne servirebbero almeno 500. Primo appuntamento il 18 marzo, il 25 sarà la volta del settore del turismo. Consiglio regionale, Vanoi, mozione rinviata, trattative in corso per il sì della maggioranza, notizia che interessa la Valle del Vanoi in cui si dovrebbe realizzare una diga. L'appuntamento di primavera, notizia che ci porta nuovamente nel capoluogo, musica, aperitivi e mostre, torna la saga dei Fish Shot. Fra le novità, feste con DJ ed esibizioni di band giovanili a partire da venerdì, domenica il momento religioso con la processione della statua della Madonna. Unione Ciechi di Belluno, glaucoma, nemico nascosto, parte la campagna sulla vista e continuiamo con pagina 20, solidarietà internazionale che coinvolge un medico bellunese, il medico dei bimbi nella striscia di Gaza, cure e serenità a chi sta soffrendo. Il pediatra Nicolini ha operato sulla nave ospedale Vulcano, il terrore nei loro occhi li abbiamo fatti sentire in famiglia. Rabbia e impotenza di fronte alle ferite che la guerra infligge a questi innocenti. Missione umanitaria in Palestina, Gian Giacomo Nicolini, pediatra dell'ospedale di Belluno e consigliere comunale, ha vestito i panni del volontario partecipando a una missione a Gaza promossa dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare con il supporto della Fondazione Francesca Rava. Il progetto nella striscia di Gaza è stato avviato mesi fa con l'allestimento di un ospedale campo sul Vulcano, nave militare dotata di sale operatorie, laboratorio di analisi, farmacia, terapia intensiva e subintensiva, unità diagnostica, radiologica e telemedicina, ormeggiato a 20 km da Rafah. Obiettivo: accogliere e prestare assistenza sanitaria ai bambini coinvolti loro malgrado nel conflitto tra israeliani e palestinesi. I nostri 600 volontari rinunciano alle ferie per aiutare il prossimo. La Fondazione Rava è sempre in prima linea. La testimonianza di Nicolini vi aspetta a pagina 20. Siamo a pagina 21, Feltre, anzi più che altro il Basso Feltrino, Sette Ville, Macigno, Piomba. Sulla strada provinciale numero 1 bis a Caorera, pericolo di nuove cadute, strada chiusa. Il masso si è staccato dal versante durante la notte. L'arteria è stata prima riaperta con un semaforo e poi interdetta. L'articolo a firma di Stefano De Barba ed ecco il masso e il materiale precipitato sulla strada provinciale numero 1 bis a Caorera poco dopo la caduta sotto il macigno spostato fuori dalla carreggiata. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e ancor più vittime come conseguenza di questo macigno precipitato sulla strada.
strada. Fondamentale risolvere il nodo delle strade feltrine, questo l'appello lanciato da Confindustria Belluno Dolomiti. Il blocco sulla Madonna del Piave arriva dopo settimane difficili di disagi lungo la feltrina per il traffico pesante dirottato dalla chiusura della Valsugana. Il direttore di Confindustria Ferrazzi sollecita a dare risposte concrete al mondo produttivo. Pagina 22, coltellate, rissa alla mega festa, ventenne paga e fa volontariato. L'aggressione 2 anni fa al Boscarizze, siamo a Feltre. Il giovane bellunese è stato individuato dalla polizia e portato davanti al giudice. Decisiva la descrizione della vittima del fendente che ora chiede un risarcimento. Piano delle opere, parchi in stazione spostato al 2025, scelta definitiva, notizia che interessa sempre Feltre. Adolescenti, lo psicologo Lancini parla alle famiglie, l'appuntamento è alle ore 20:30 nell'incontro conclusivo che si terrà, vediamo immediatamente, venerdì prossimo al Museo Diocesano di Feltre. Zona industriale, master plan di Villa Paiera, confronto con i cittadini sulle proposte per l'area. Continuiamo con Feltre, Pedavena e Seren del Grappa e il comprensivo fa scuola sulla gestione dell'imperatività. L'Istituto Berton presenta il progetto Monitor 440 a Fiera Didacta Italia di Firenze. Il preside Carrera, porteremo l'esperienza del nostro territorio a livello nazionale. Lo studio ha permesso di fornire indicazioni anche per i problemi di deficit di attenzione. Santa Giustina, ricorsi contro le multe, il comune non affianca la propria polizia locale. E sempre da Santa Giustina, ma anche San Gregorio, disturbi alimentari, incontri con esperti per capire il problema. Continuiamo con pagina 24, Borgo Valbelluna. Nelle scuole dismesse di Villa Piana e Pellegai sorgeranno 6 alloggi per giovani famiglie. Per il recupero fondi statali e regionali per oltre 1 milione di euro, benché antichi entrambi gli stabili sono in buone condizioni. Gli interventi saranno destinati in particolare a lavori antisismici e di efficientamento. Sospirolo, centro civico, per i lavori il comune utilizzerà anche l'avanzo di bilancio. Federconsumatori, mercato libero, energia, incontri a Mel e a Cesio. E sabato 24 il concerto a Trichiana, arriva da Los Angeles la St. Gabriel Academy. Continuiamo con pagina 25, alla riscoperta dei vecchi forni di Polpet, appello ai cittadini, portate le fugazze. Sabato 23 la seconda edizione con la visita guidata, per il prossimo anno previsto il recupero di altre strutture. Longarone, domande entro il 5 aprile, borse di studio 2024, allargata la platea dei possibili beneficiari. Ancora da Longarone, al Centro Culturale Solidarietà Post Vaillant, in mostra da venerdì i quadri donati da Scopi. Ponte nelle Alpi, per chi ha più di 65 anni, soggiorno alle terme, adesioni entro il 22 marzo. Passiamo a Gosaldo, Selle, la protesta si accompagna ai sopralluoghi, uno dei 5 residenti invoca più attenzione, la provincia manda i tecnici, le soluzioni ci sono, ma costano tanto. La frana caduta sulla strada ha isolato la frazione, come si può vedere da questi 2 scatti. E sempre da Gosaldo, denuncia il fratello per una martellata, danni e patteggiamento. Siamo in Val di Zoldo, il sindaco Camillo De Pellegrini rilancia l'allarme, rischioso cercare tante professionalità difficilmente verificabili. Sul business delle cittadinanze occorre vigilare con attenzione. Portiamo personale sanitario da fuori? Basterebbe ampliare l'accesso alle facoltà. Questa è l'intervista che troverete a pagina 26. Pagina 27, Auronzo, il Dinamo Camp torna a Misurina, spiragli per il futuro del Pio XII, l'ultimo evento per bimbi affetti da SMA conferma la scelta del sodalizio di puntare sul Cadore. Già 42.000 i bambini coinvolti nei progetti, terapia ricreativa assistita è la base scientifica ad ispirare la fondazione. E adesso siamo in Comelico, Santo Stefano, sabato alle 16, Anacadore, un 2023 ricco di soddisfazioni, l'aumento dei soci segnale incoraggiante. Calazzo, riqualificazione dell'Ozza, il bando scade mercoledì 20 e sempre da Calazzo torna in settembre il camp di impegno di Libera Cadore. Dalla rubrica Cultura e Società, pagina 29, in libreria lo sfruttamento di uomini e ambiente e il retrogusto amaro dello zucchero, un mondo da scoprire nello studio dello storico Bosma. I veneziani Corner furono tra i primi a dominare il mercato. E dalla rubrica Giorno e Notte siamo in provincia di Belluno, teatro, 5 spettacoli e poi la finale è in partenza il Festival Paolo Dego. Al Piero Bon di Paiane, in scena la kermesse dedicata alle compagnie amatoriali, si comincia il 23 marzo con Art, la serata conclusiva il 25 maggio. Domani a Belluno si conclude giovedì Giovani H21, il tema dell'Alzheimer nell'album di ricordi di Nicola Borghesi.
E adesso lo sport bellunese, Toniolo si è ripreso, la Dolomiti Bellunesi sempre avuto fiducia, notizia che interessa il calcio di Serie D. Hockey Alps League, gara 4 dei quarti di finale, Cortina Afro, il bello arriva nel finale, a Merano pari in extremis, poi segna Doherty dopo 26 secondi dell'overtime, domani primo match point. Sempre dall'hockey altre due notizie, Serie B, Feltre l'avventura si conclude a Varese. Ancora dalla Serie B, l'Aleghe guarda avanti, Levis abbiamo ritrovato l'entusiasmo dei tifosi. Ancora sport, in grosso, l'Onclick è tornata in carreggiata, adesso vogliamo la B2, notizia che interessa la pallavolo. Corsa su neve, Tezza e Cagnati in top 10 al mondiale di Tarvisio, 14ª Giulia Paul. Biathlon, gran finale a Canmore, 3 gare e giochi tutti aperti, Vitozzi crede alla Coppa, si parte domani con la sprint. Rugby femminile, a lista di Incae tra le 24 atlete messe sotto contratto dalla FIR, la federazione aiuta chi si impegna su più fronti e costituisce un esempio, intanto la bellunese debutterà nelle 6 nazioni domenica 24 contro l'Inghilterra. L'Italia è al 7° posto nel ranking e la giocatrice ora a Villorba ha 21 caps. Nuoto giovanile, trofeo primavera, 13 podi per Onda Blu e Sportivamente. Altre due notizie, sci alpinismo giovanile, Martina Scola in Norvegia alle finali di Coppa del Mondo, patinaggio a velocità, Dinka nono al Viking Cup, 4 bronzi a Torino. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso sulla pianura e sereno o poco nuvoloso sui monti, di notte nebbie da diffuse a locali andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e valli prealpine in dissolvimento in mattinata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.